Bentornati a Buongiorno Verona Live, bentornata Giorgia Grazie Matteo. e bentornati ai nostri telespettatori che ci seguono sul 640 del digitale terrestre, ma ricordiamoci potete seguire anche su radioadige.com. Torniamo a parlare del tema del giorno, ovvero di turismo principalmente, di vacanze, di presenze turistiche. Prima abbiamo sentito con Ivan De Beni la parte del lago di Garda, ora abbiamo un nuovo ospite per parlare invece del turismo in città. Esatto, e quindi diamo subito il benvenuto a Giulio Cavara, presidente di Federalberghi Verona. Benvenuto. Benvenuto Buongiorno a voi. Presidente. Ricordiamo che Cavara è Buongiorno. anche vicepresidente di Federalberghi Veneto. Certo. Allora, partiamo da una sensazione che abbiamo e ci dica se è vero o meno. Vediamo comunque anche nella città di Verona una presenza discreta di persone nel fine settimana. Durante la settimana invece si fa un po' più fatica. Che tipo di percezione avete anche numerica, visto che le vostre strutture trattano direttamente con l'arrivo di turisti stranieri e non solo? Questa stagione estiva è complicata, molto complicata, anche se abbiamo la fortuna di avere una Fondazione Arena che ha messo in piedi un cartellone di opere molto interessante. L'ha realizzato per intero con la deroga a 6.000 persone, che ricordo comunque sono sempre il 60% in meno rispetto alla capienza ordinaria che era sui 13.000. Per cui evidentemente anche tutto quella che è diciamo, la ricaduta in termini di presenze va riparametrata appunto su queste 6.000 persone e non sulle 13.000. È una stagione molto complicata per le città d'arte, non lo scopriamo oggi, le città d'arte stanno soffrendo, ahimè, più di altre realtà, perché il post-Covid oggi, diciamo, è privilegiato. Sono privilegiati gli spazi aperti, per cui mare, montagna e lago sicuramente stanno andando meglio di noi, questo è poco ma sicuro. Però diciamo che la ripartenza, ancorché molto complicata, sta pian pianino, come dire, prendendo piede. È un processo molto lungo. Mi arrivano dei dati che spero verranno smentiti, cioè che torneremo a pieno regime nel 2024 addirittura. Io spero che siano dati molto precauzionali, perché se così fosse sarebbe davvero molto, molto difficile per noi ritornare a riprenderci. Ricordo che quest'anno, nel 2021, siamo sotto dal 40 al 50% delle medie dei fatturati del 2020, dell'anno scorso. Anno orribilis per noi, per cui non parliamo neanche, non paragoniamo neanche i dati col 2019, col pre-Covid, per cui siamo molto molto preoccupati, però siamo fiduciosi anche perché abbiamo la pelle dura. Siamo convinti che pian pianino la situazione tenderà a normalizzarsi, ci vorrà pazienza, abbiamo una bella città con un bel appeal, ben amministrata, bisogna portare eventi di livello, la Fondazione Arena ne è la chiara testimonianza, ci sono tante altre cose da migliorare, ma noi siamo comunque fiduciosi e l'offerta alberghiera a Verona c'è ed è di alto livello, per cui possiamo e dobbiamo essere per forza, guardare con speranza anche il prossimo futuro. Assolutamente sì. Ecco, per quanto riguarda invece la tipologia di turista, questa è una domanda che ho fatto prima anche al presidente De Beni, perché si punta più al turismo di prossimità, quindi non so, ai veronesi, ai veneti che vogliono rimanere in regione, oppure si punta tanto soprattutto sugli stranieri? Ma allora, i veneti da noi nella città d'arte hanno un impatto pari allo zero, cioè non ospitiamo noi i padovani, i veneziani, non abbiamo, diversamente dal mare invece che può ospitare un veronese, perché uno va a Jesolo al mare, difficilmente uno di Jesolo viene a vedersi la città, per cui non è bilaterale questo scambio turistico. È evidente, noi ci rivolgiamo al traffico di prossimità nell'Oltralpe, per cui i francesi, gli austriaci, gli svizzeri, e purtroppo, ahimè, il traffico internazionale ancora oggi non è decollato. Adesso speriamo che con questi chiarimenti sul Green Pass finalmente vengano sciolte le riserve, la gente abbia mentalmente l'approccio al viaggio, ed è ovvio che siamo rivolti anche al traffico nazionale. Adesso siamo tutti regioni bianche, per cui confidiamo anche che il traffico nazionale abbia, come dire, un incremento importante, per cui è tutto, diciamo, è una fase in estrema evoluzione, ecco, per cui confidiamo che adesso per davvero
arrivi alle persone la percezione che si può per davvero fare la valigia. E poi c'è l'incognita della variante Delta che sta un po' paralizzando il mercato, per così dire, inglese, il flusso turistico inglese, ma anche olandese, danese, insomma tutto il nord Europa in questo momento è un po' frenato anche da questa novità purtroppo che sta spaventando non molto e immaginiamo che stia bloccando anche i flussi turistici stessi. Sì, guardi, adesso io per carità non sono un medico, però ho anche sentito che con il doppio vaccino un'eventuale variante Delta avrebbe comunque un impatto non letale Sì. sulle persone, per cui bisogna anche, credo, trasmettere qualche messaggio positivo, perché se è finito questo incubo, o quantomeno sembra per finire, sembra stia per finire, adesso cominciamo ad allarmarci Certo, forse nuovamente. eccessivamente su una variante Delta che, ripeto, ancorché fosse contratta, chi ha avuto 2 vaccini la passa, per carità, ma in modo estremamente comunque non invasivo. Io penso che per davvero bisogna anche dare qualche messaggio di tranquillità, perché francamente non ne possiamo più di brutte notizie. Io spero perlomeno che non ne arrivino. No, ho fatto bene a sottolinearlo perché proprio 2 giorni fa abbiamo avuto ospite qui a Buongiorno Verona Live il professor Bisoffi dell'ospedale di Negrar e anche lui, insomma, chiaramente ci ha confermato che con 2 dosi di vaccino dovremmo essere assolutamente riparati o comunque da questa variante. Quindi la comunicazione deve fare anche il suo corso e deve essere Il suo dovere. il suo dovere è prudente a dare certe Esatto. notizie, insomma, questo sicuramente. Giorgia, hai una domanda, altrimenti poi... Sì, io avevo una curiosità sui dati, insomma, qualche dato specifico, più che altro, che perdite ci sono state in quest'ultimo anno e mezzo, perché il settore è stato veramente falcidiato dal Covid. Guardi, ci sono state delle perdite talmente pesanti che il solo fatto di riportarle anche adesso cerco, mi creda, di dimenticarle, perché sono dati veramente preoccupanti. Noi siamo sotto le medie di pre-Covid, parliamo di fatturati, da un 70 a un 85%, per cui sono dati assolutamente terribili. Ci sono ancora adesso delle aziende che ce ne sono ancora alcune che devono ancora aprire. Diciamo che la quasi totalità degli alberghi ha aperto, con indici di occupazione medio-bassi, fatturati, ahimè, basta aprire internet e vedete i prezzi che girano oggi, perché c'è tanta offerta, perché oltre all'offerta alberghiera, ricordo, ci sono anche 4.000 appartamenti che vanno ad alzare un'offerta che evidentemente è sovradimensionata rispetto alla domanda, per cui siamo su perdite estremamente importanti, diciamo nell'ordine dell'80% mediamente. Rispetto all'anno scorso sta andando ancora peggio. Adesso confidiamo che ci sia per davvero una svolta epocale e per davvero si possa fare un luglio, un agosto, un settembre quantomeno in risalita. Questo almeno è quello che ci auguriamo. In chiusura, Certo. Presidente Cavara, ieri siamo stati alla conferenza di Fondazione Cari Verona che ha presentato il bilancio 2020 e ha parlato anche del piano Folin o comunque di alcune strutture che potrebbero essere adibite a strutture alberghiere ricettive di lusso. Ha sentito anche lei alcune dichiarazioni del Presidente Mazzucco? Ma guardi, io ho letto questa mattina, io dico una cosa sola. Lo studio Folin era uno studio realizzato appunto dal professor Folin, molto grande, molto articolato, che prevedeva il recupero di importanti palazzi scaligeri, la zona della Garibaldi 1, Garibaldi 2, una realizzazione di una sala congressi di 1800 posti, e una beauty farm grande che ospitasse addirittura i veronesi, i veronesi stessi. Ecco, dello studio Folin oggi si parla solo dell'albergo e allora io la chiamo una vera e propria speculazione edilizia. Ricordo che oggi il piano regolatore non prevede nuovi alberghi, ma non li prevede non per tutelare gli albergatori, perché oggi la presenza turistica bisogna salvaguardare la residenzialità. C'è un motivo e si vuole utilizzare uno strumento che è lo Sblocca Italia, per cui un percorso accelerato di un piano regolatore che non prevede alberghi, senza un dibattito con gli stakeholder di Verona, con le categorie, con la politica. Bisogna che questa cosa venga affrontata e non, come dire, portata avanti quasi sotto traccia. Il professor Mazzucco si confronti con la politica, con le categorie e parlatene a cielo aperto. Non è certo la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, questo è poco ma sicuro, ma è una mera e propria speculazione edilizia.
Insomma, è chiaro il punto di vista del presidente Cavara, e giustamente, come in ogni cosa, si chiede un confronto con gli addetti ai lavori, per cui Certo. l'auspicio è questo, vero presidente, insomma, che ci sia perlomeno una condivisione di intenti, perché poi ne va del bene della città, non solo da una parte o dall'altra, da una parte gli Gua- albergatori o dall'altra La la fondazione. mi permetta, la residenzialità deve essere comunque privilegiata. Il residente deve tornare a essere protagonista del nostro centro storico. Basta posti letto a tutti i livelli, alberghieri, locazioni turistiche, speriamo che si possano normare, noi ci stiamo lavorando a livello regionale, però bisogna ridare dignità, altrimenti facciamo la fine di Firenze e Venezia, dove sono città dormitori, dove scompaiono i negozi di vicinato, arrivano solo negozi in funzione dei turisti e la sera si vedono solo turisti e non residenti. Io penso che non sia un futuro bello per la città di Verona e bisogna ragionare in questo senso. Grazie Presidente, è stato molto chiaro Grazie a e ha voi. fatto bene ad esprimere anche il suo pensiero. In bocca al lupo per il proseguo della stagione, speriamo davvero che ci sia Grazie. un'inversione anche di numeri rispetto alle tendenze che hai ricordato, e che sia una bella estate non solo per il lago di Garda, come abbiamo augurato al Presidente De Beni, ma anche per la città di Verona, perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie per Sì. essere stato con noi. Vi Grazie, ringrazio, arrivederci. vi ringrazio. Grazie, grazie.